Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Tutto è pronto per l'evento musicale dell'anno. Montagnana Music Village, tradotto il villaggio della musica, è in pieno svolgimento fino a tutta questa settimana ed è allestito nel vasto piazzale dell'area ex Fornaci, in via Circonvallazione. Si tratterà di un vero e proprio evento, ideato da Marco Favero, assessore comunale agli eventi giovanili, in collaborazione con un centinaio di giovani volontari delle associazioni della città murata e con Experience Music Academy, Brandless Communication Studio, la Proloco di Montagnana. La manifestazione, particolare e non secondario, sosterrà l'associazione Pietro Ballin, che si occupa di bambini e adolescenti in stato di necessità. La parola va ora all'assessore agli eventi giovanili Marco Favero. Si propone ad essere l'evento musicale non solo della città, ma riteniamo di tutto il territorio. Si parte da un'area disco che avrà la preziosa collaborazione di Radio Company, che è una radio ormai a livello regionale conosciutissima, all'area latinoamericano con la collaborazione per tutte e 9 le serate, ecco, bisogna dire un evento anche lungo perché dura 9 serate, che ha avuto una collaborazione in prima fila di un'azienda della città che è quella del Parioli, nota discoteca locale, per passare all'area dei gruppi emergenti, che è un'area in cui noi crediamo moltissimo. Una cosa che ci ha lasciato veramente entusiasti è stata la risposta che hanno dato i ragazzi. Nel momento in cui abbiamo reso noto che si poteva usufruire di questa opportunità, in molti hanno chiamato e hanno dato una risposta. E poi finiamo con l'area Big Live, che riprende tutti i gruppi cover. L'assessore ha rimarcato l'importanza di dare la possibilità ai gruppi emergenti locali di esibirsi davanti ad un vero pubblico. Abbiamo sentito la voce del gruppo a cui toccherà l'arduo compito dell'apertura del Music Village. I gruppi come i nostri, un po' minori, ma non per questo meno bravi, sono tutti sacrificati, non hanno mai la possibilità di suonare, quindi benvengano queste occasioni qua di far suonare anche quelli che non hanno voce per queste cose, per queste manifestazioni. Quindi noi siamo qua, siamo ben felici di essere qua, insomma. Speriamo vada bene tutta questa cosa. Il centinaio di giovani volontari sono indispensabili per il buon funzionamento del villaggio della musica, che comprende anche punti di ristoro e commerciali. Abbiamo intervistato uno, anzi una, di questi. Io sono un'amica di questi ragazzi tramite il gruppo Subacqueo, Montagnana. Che mansioni hai in questa festa? Sono lì allo stand delle magliette e se hanno bisogno di una mano, aiuto, servo i tavoli.